Devo salutare Tonino Busso, vice segretario nazionale del SINASI, che ha seguito e che segue i nostri lavori attentamente. La parola a Barchisio Bandino, che ha un tema abbastanza definito, ma io lo invito, come lui è capace a fare, ad essere trasversale. Lingua sarda, identità culturale, per poi raccomandare a tutti i partecipanti, perché andiamo velocemente a sentire le altre due relazioni che sono collegate e importanti. Chiuderemo con un canto a tenores del nostro gruppo Angelo Caria di Nuoro. La parola al professor Barchisio Bandino. Han dato solo un batto, roiate col batto, binnata e tanno nos hanno minezzato. In buona parola, state non muovere. Bosei dopo 10 minuti, sono quarto ora e non va tempo il meta di articolare un arreglio vunnato. Mi importa io di acclarare due concetti: lingua e cultura. A voi siete lo sparo. Calesse a voi tra queste due parole. Caleste viene a narrare sul reso savelata tra queste due parole. E caleste si differenzia. Noi non abbiamo stipato una differenza. Casi voi nasce a sus intellettuali sardi e a sus politicos sardi de mezzorare la cultura sarda sono tutti d'accordo, ma non viene uno che si orta come te mai tutto a cui le diversos o appartenza tutto un'arana cultura sarda appena montovate le sarimba cominciano a tornare in porta o a piccare gherezzos malos o a cominciare a illaniare. Non sono tutti d'accordo. Già questo buonarata che sono due parole diverse, lingua e cultura. Queste chi crede che siano due parole che non sono diverse o a che una sempre voi si potete spessare a una cultura latina che ne sa lingua latina o caten che a Virgilio, a Cicerone, a Orazio e companzia e poi nasce e te vi resta questa cultura latina. O se voi si insensate o imparate la lingua francese o inglese a uno, ve la imparate tutto in italiano e gli spiegate di Hamlet, Shakespeare e di tutta la storia inglese e però non usate una parola di inglese. Può pare che sia cosa hanno, che sono sconto storren. Questo è un arreglio atto a un'ala a questo puro, che invece è vero che lingua e cultura sono due cose che non tornano a fare. Bisogna tenere conto di questo, può comprendere questa differenza e può ragionare su questa differenza. A me pare che a questo due concetti, lingua e cultura, bisogna anche giocare già l'arte di queste parole e te lo sa passare. Abbiamo diritte sono lingua e cultura si esperienza dessa gente, cioè sull'imbasso del suo purpose e sul modo di manifestare le cose, di hackere e di aiutare chi si sente, di inchigliocare, cioè che gli onarre, cioè non esiste che gli onarre, di inchigliocare così spezia di artaria che pica questa parola, questa lingua, cultura poi, arte, in arte, che non viene bene alla mantenere sposo. Proviamo ad abbassare invece su questo vero
edimus commente nasciti, per esempio, la lingua, o assembro, la lingua sarda e la cultura sarda. Picamola dai su pezzino minore. Commenteschi un pezzino di un anno, di 2 anni, comincia a imparare la parola. E imparare la parola, e non solo la parola, comincia a imparare la cultura, uisse, la catata. Beh, su primo incomincio a esproprio di sa mamma, che su corpo da sa mamma non mi ha vocabolario, non mi ha cultura in lingua arta, è bassa, una tita, una cara, zuzzano, mannicano, e gai comincia a e sarimba e sarimba. Mi pare che è importante che voi spessete a questa materialità della lingua e della cultura. Casi non si perchimo scopinarci, ballucco prodonzi di festa. So filosofo, so sofista hanno spiegato che si può dimostrare tutto quando la cosa è startamenta, ma quando la cosa è tutto in due, che si esperienza del suo corpo e del suo sentimento, questa persona non può vivere. Le vite stanno a toccare che le cose sono materiali. La lingua nasce cominciando a vivere, la mamma intendenne, la mamma, e garo la parola non esiste. Batta una sillabazione, ma, da, ca, chi non è uno cantebbe sa parola, e non va a vedere non perché sa parola, ma cara sa mamma gli spiagata, che questo macchina naris che nanne mamma, allora vedo che nanne mamma. E sto modo di cominciare a si intendere, e intenderne, di cominciare a giocare, a inventare gioco di parole a modo suo che non sono gare parole della lingua, che non sono gare parole del suo vocabolario. E tanto questa lingua nasce tutto intro di questa cultura, di appartenenza a sa mamma, a sa famiglia, a sostiene, a piccare in braccio, a suo vecino, a sua suichinata, a sua parentes. Queste parole entrano dentro non solo nella mente della persona, ma entrano in sue entragne. Le entragne sono sul icato, sul cuore, le istintine, sul rene, sul cervello. E su chi bestintro la parola che su vecino comincia ad articolare è tutto intro di questa materialità. Dopo comincia a diventare una realtà simbolica. In questo incomincio vedo una differenza tra lingua e cultura, ma sono intrezzate a pare che voi non lo potete separare un uilo dall'altro uilo. Scommetti también una risata. Voi si dite che batta filo diverso, ma il suo occhio di questo filo si beneni ha un'unità che non potete separare. Gai este la lingua e la cultura, il suo nascire, il suo chiacchiere, ai danni, trovanne, e poi invece, quando questa competenza su vecino, di spertare la parola in trea, e cominciare a guardare che in altre parole se tanto entra di serreio dessa sintassi, entra di serreio da ponere a pare, se parole entra di un arreio sensato. Questo arreio di cosa fatto, questo può narrare che la lingua sarda non stiamo concetto, come te crede, e non risponde a sostenere una mente intellettuale sarda, la funzione di comunicare col
concezione funzionalistica della lingua. E troppo su buona direte, e mi che rispondere a fare su sardo che si inglese, cale serve brucio. Non si avvisan del suo yocco, il sbagliato chiede da questa concezione funzionalistica della lingua. Casi con lui se si inglese serve che tu deve comunicare. Comunicare serve solo a fare questa comunione, non per ma è una parola che dobbiamo imparare, che non serve troppo, è dato che querem sicuro, la comunicazione, la mezzo, la profonda di comunicazione, scusa, che devo, lo possiamo imparare senza comunicare e dare istruzioni. E tanto la teoria funzionalista crede che questa lingua sia una cosa ora di noi, sì. Io l'imparo e comunico che sono. No. Questo puro questa lingua. E per questo io credo che si intreso non serva come si usa. Ma non si possono comunicare. Capomene comunicare la parola caso in una famiglia, in un verso crescito iero, non è stesso senso di comunicare. Caso comene este murghere, su latte, suocco, sulla piolo, sulla scheda, babbo, io tetero e sovrito, che ne stile su che so a che ne ma solizza compiane come te murghere, che non venate a scuola per imparare, tu impari a compiane e poi verità di schilfachere, noi che ti imparano come te si imparatoie. Tanto questo entrare in queste cose è così importante di questa funzione funzionalista che tanto caso come che narrare un assassare, che narrare un uidere e che narrare caso risco, caso connito o marcio, caso stagionato, caso pezzo. E che narra è tutta una cosa che, ascoltate bene, è un toccare, un uidere, un ascoltare. Casa limba esti so senso, non è solo il suo concetto. Questo è suo comprende su valore sociale. Su campo, questo pure è stato il termine pericoloso, quando noi il campo di significazione. Su campo e su campo, la campagna, ma questo è un altro termine che dobbiamo allargare. Su campo del suo significato, che la parola caso a comene, è tutta la vita mia dalla intro. Si babbono a chi a caso romano, in modo di poter venne scritto un'annata mala, io a scuola non vi potevo andare. Io non potevo seguire sui studi. Pensate che narra caso che narra tutto, che narra sensos e sentimentos, presente e tempus inveniente, come ne queria narrare l'azzazzo e manicare, sempre a panecasi in cui queria narrare Gana, queria narrare chissà, non vaglia tazzivo del suo caso, del suo tricco, e sul nacro, e venne sì quale campo semantico abbracciasse il significante caso. E formaggio ben venga, e ci mancherebbe. Formaggio mi allarga il campo semantico di parmigiano, gorgonzola e canto costa, teste a 15.000, 20.000, adesso con i saldi, lo sono a battuti che avvini, che avvini chimi, grana padani. E venne resi scomente, mestorranne, a allargare sul campo del suo significato, sulla parola formaggio. Tanno io a caso, formaggio e binzasa cheese. E binzasa in inglese. Ma come cheese è un pacco mezzano, si è so come il numero e il naro non perché due cheese mi fica un po' scassato pure, però cheese mi può servire, anzi mi serve di sicuro, casane in Inghilterra, può avere una scelta, io mi si può comportare, nanne che io appunto
tu ci dice altre cose. Ma amico, quale miseria di cose con noi? Caso o ci? Danno questo non querennare chi non sono importanti, anzi sono importanti e mettersi a tutto. Ma può spaglionare, poi te ne direte il furare un canto umano dessa vita mia. Tutto il sentimento, il senso, il significato che questa parola ha. Se voi mi lavorate, se mi impollite, sopore, non mi la potete furare, che questa è lingua e cultura. Può tornare a Sanremo incominciare e non c'è questa differenza tra lingua e cultura. Che per esempio battatelo l'imbazzo che non sono la lingua verbale, che non sono nell'ordine vocale. Sanremo di un maniesto, e anche uno frasco, una sedda, un tappeto, o si sono l'imbazzo che non è verbale. Tutta la ritualità, la cerimonia, il comportamento, le crea, possono essere movimento del suo corpo, comportamento, che sono tutto l'imbazzo che non sono lingua verbale. Ed è esiste questa cultura è più larga questa lingua e potete comprendere questa lingua pura. Questo è vero, ma tutto questo artigianato, comportamento, religioso, sono tutte tradizioni, sono anche su pane, anche su caso, tutte queste cose che sono ora nella lingua è data, tutte queste cose vengono date dalla lingua. Nasce in voi un arreglio, ora nella lingua che non è stato dato dalla lingua. L'artigiano canna il facchenne a Edda, canna la ida sopra in Ita, arreglio su cosa ha fatto. Non va cosa in un besalima non entrate, ma carino la partenza del primo Corfu, ma la parte sempre del secondo momento. Da tua, sul momento che Edda si entrare in questa lingua, intro de sono l'imbazzo che non sono linguistici. Qualcuno può scaglionare che è vero che la lingua non è tutto capeste un campo col mano questa cultura, ma è vero pure che non va a campo, che non va a sasso di tutto satero l'imbazzo non linguistico che non sia toccato dalla lingua, e se non sono toccato dalla lingua non esiste. Questo può anche comprendere che quando narrano la lingua sarda è ma la cultura sarda è la lingua sarda no, batta carica tropea, battono gioco, si ha che ne mannino la lingua, la cultura, sì. La lingua batte dove il dente d'uomo. Lingua non torna a Sanremo, batte un murale chi non sta a posto. E la lingua dolete. Bisogna di comprendere che la lingua sarda, una cultura sarda, può esistere, ma è una cultura di seconda mano. È una cultura creata, è una metalinguistica, non un linguaggio. È una regola che noi sappiamo sopra, ma non è una regola diritto, vero, sincero, e su modo a dare, capoiero, questa lingua mea, non mi pesso, eliti dalle entragne, eliti che questa parola, su modo a dare, è fatto di zambene, di curpa, di osso, di carretera, di tutta la persona mea. Dopo è questo che bisogna sapere. Usare bisogno pure di un metalinguaggio, cioè ha bisogno pure di una regola su casusardo, per allargare come intendane un signore, per dare dignità giusta.
La lingua si deve incarnare. In principio era parola. La parola si fece carne. Nella dimensione umana la parola deve farsi carne. Questo è il dono di Dio per eccellenza, l'incarnarsi della parola. Cioè il prendere carne in un uomo che parla l'aramaico. Shaik, che dono suo, e Samamasu. Ora in